Comuni contigui ma in regioni diverse, una difficoltà in più per i cittadini in questi giorni. La nostra inviata Alessandra Forte. L'emblema della complessità del paese sta in questa azienda florovivaistica, una parte nel territorio di Chiusi, nella Val di Chiana Senese, in Toscana, l'altra in Umbria, in provincia di Perugia, a Castiglione del Lago. Due comuni confinanti che condividono affetti e posti di lavoro, ma in due regioni diverse, dove vivere il lockdown è più duro e più confuso. Non crediamo giusto all'interno della Toscana potersi muovere da Chiusi fino a Piombino e non poter vivere le nostre dimensioni familiari con Castiglione del Lago o con i comuni confinanti. Chiediamo l'attenzione per i nostri cittadini, per gli affetti, per le attività economiche. Insomma, noi siamo terra di confine e abbiamo bisogno di essere permeati tra i nostri cittadini. Il punto di confine è in mezzo a due fortificazioni dal nome bizzarro che si fronteggiano. Torri, beccati questo. Torre, beccati quest'altro. Piccola cosa in grande emergenza, ma ci sono pur 25.000 persone da gestire. I sindaci vogliono togliere le tasse, ma chiedono al governo la tutela dei bilanci e più attenzione. Un'attenzione maggiore, un decreto che contempli non solo il sindaco comunicatore, ma anche un sindaco a cui affidare maggiori responsabilità. E noi ci saremo perché dobbiamo stargli a fianco, a loro, le famiglie, soprattutto in questo momento a chi non può lavorare, a chi il lavoro non ce l'ha, e facciamo veramente un grande appello perché si aiuti i comuni ad affrontare queste situazioni così difficili.